appuntamenti in agenda per venerdì 28 novembre. Prosegue la mostra Paolo Di Paolo Fotografie ritrovate. L'esposizione è allestita a Palazzo Ducale a Genova, orari dalle 9 alle 19. Continua anche la mostra Moby Dick La Balena. L'evento è ospitato a Palazzo Ducale, sempre a Genova, alle ore 9 fino alle 19. Un percorso pratico e intensivo di cucito, pensato per chi desidera prendere confidenza con la macchina da cucire e realizzare i primi progetti creativi. Il corso si tiene nella biblioteca di Villa Sottanis a Casarza Ligure ogni venerdì pomeriggio dalle 15 alle 17. Al Palazzetto dello Sport Garassini di Loano, dalle 16:30 alle 18:30, il coach di basket Mario Fioretti terrà un allenamento aperto al pubblico. Incontro con Roberto Valla per la presentazione del suo libro L'ultimo Veleiate. L'appuntamento è alle ore 17 nella Sala Borlandi della Società Ligure di Storia Patria a Palazzo Ducale a Genova. A conclusione delle iniziative in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Sestri Levante propone un ultimo evento culturale per riflettere sul tema L'amore non fa male, organizzato dall'associazione Un Granello di Sale alle ore 17 a Palazzo Fasce, Sala Bo. Previste letture di alcune testimonianze. Un ciclo di appuntamenti dedicati agli amanti dei giochi da tavolo e di ruolo. Il divertimento è in programma dalle 19:30 alle 22:30 nella ludoteca di Villa Sottanis a Casarza Ligure. La prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati. A Recco, alle ore 20:30, nella sala polivalente sarà ospitato un incontro pubblico dal titolo Cose da sapere a terra e in mare nelle zone costiere. Lo spettacolo basso napoletano è in scena al Teatro Garage di Genova alle ore 21. Marcos Grosso e Felice Del Gaudio propongono un viaggio tra dramma e farsa. Fabiana Iacozzilli presenta Il Grande Vuoto, un'opera che esplora il difficile confronto tra un figlio e la madre affetta da Alzheimer. L'evento si tiene al Teatro Modena di Genova alle ore 21. La parrocchia di San Marziano a Carasco propone alle ore 21 l'incontro La Speranza della Pace nel salone al piano terra della Canonica. Il Teen Trio, composto da Marco Tindiglia, Ferruccio Spinetti e Mattia Barbieri, propone un jazz melodico e suggestivo. L'evento si terrà alla Clac di Genova con inizio alle ore 21:30.